A Scuola di Buona Vita oggi la giornata conclusiva di questo progetto che ha visto l'anno scolastico 2018-2019, tante iniziative svolgere lei con la sua associazione Humus ma anche con l'istituto partner comprensivo statale Agrigento Centro. Sì, a Scuola di Buona Vita è la conclusione di questo percorso importante. Oggi il pezzo forte è la proiezione di questo docufilm che si chiama Cambieresti, 45 minuti, un cortometraggio che racconta, che parla del nostro rapporto, soprattutto dei giovani con l'ambiente, dei giovani con l'alimentazione, dei giovani con la dieta e che dà belle indirizzi, consigli su come intraprendere un percorso di rinnovamento verso un mondo più sostenibile. I ragazzi come hanno preso l'iniziativa e qual è stato il leitmotiv che li ha condotti durante l'anno scolastico? Ma guarda, i ragazzi hanno molto più sensibilità dei grandi, degli adulti, hanno collaborato con grandissimo entusiasmo, sono attori straordinari, sono elaboratori di idee straordinarie. Peraltro il docufilm racconta anche dell'esperienza dei giovani in questo minuto per contrastare i cambiamenti climatici in atto. C'è un brano che riprende l'impegno della Thunberg, quella ragazzina che ha smosso le coscienze a livello mondiale. Stamattina apriamo con la presentazione di un docufilm quest'intera giornata dedicata appunto al tema che è l'educazione alla salute fondamentalmente, ma diceva bene lei, questo momento in realtà rappresenta la conclusione di un percorso educativo e didattico che ci ha coinvolto per l'intero anno scolastico. Significa per noi infatti adesso condividere con le autorità civili, militari, condividere con la cittadinanza e con i nostri ragazzi quelli che sono stati i momenti salienti del nostro percorso. Cambieresti per la buona vita, questo è il titolo che abbiamo dato al docufilm, che in realtà è acronimo di quelle che secondo noi erano le parole chiave attorno a cui far ruotare il nostro percorso educativo didattico: cambiamento, educazione ambientale, informazione, resilienza, corretti stili di vita, ben sapendo appunto come i bambini, i ragazzi, ovvero i nostri alunni dai 3 ai 13 anni abbiano veramente la necessità nell'epoca della globalizzazione più che in passato di essere guidati alla scoperta di tutte quelle che sono le ricchezze che la nostra terra offre e su quanto possa essere veramente fondamentale per garantire una buona qualità della vita giocare su una corretta alimentazione, su un'attività sportiva, sulla scoperta di tutti quelli che sono i sapori e gli odori offerti dal nostro territorio.